E siamo tornati in diretta. È finita col gong la mia canzone. Che bellissima canzone. Una canzone che deriva dalla colonna sonora di Maria Antoinette, il film di Sofia Coppola. Che parla di Maria Antonietta prima della decollazione. Esatto, la sua storia d'amore con tutti i conti. Quando tutto andava bene. Quando tutto andava bene. Per lei. Poi fuori è... Per lei andava molto bene. Ecco, probabilmente si chiedeva chissà che cosa mettiamo quest'estate. Esatto, cosa mangiamo, cosa mettiamo come mi pettinerò i capelli. Ecco, se le sarà chiesto anche il giorno della decollazione, ma ne abbiamo già parlato giorni fa. Oggi invece parliamo, sempre per tenere il grosso filo rosso della nostra trasmissione nella sua coerenza incredibile, perché ricorderete tutti quanti, che martedì il Gov della Lombardy, Mr. Maroni, ci ha detto che proprio oggi avrebbe consegnato a Matteo Renzi il dossier Lombardia, con tutte le richieste della Lombardia, con tutte le problematiche della Lombardia, tutte le cose che bisogna fare in Lombardia. Noi avevamo raccomandato di mettere le slide, perché sennò Renzi non si orienta. Adesso abbiamo un contributo dalla regia, che proprio Maroni all'uscita dall'incontro con Renzi, vediamo se è stato soddisfatto o no. Adesso sentiamolo. Presidente, lei ieri ha detto che avrebbe portato insomma il piano Lombardia. Eccolo qua, ho consegnato questo documento. Modello Lombardia è un sistema che funziona e costa poco, e le richieste al governo Renzi gliel'ho consegnate sulla chiavetta, ovviamente, perché ipertecnologico, così non ha scuse. Un incontro utile per il metodo, perché abbiamo fissato delle scadenze precise. Sui contenuti delle nostre proposte ci sarà da vedere, ma abbiamo una proposta unitaria. In più io gli ho chiesto alcune risposte precise sulle questioni che ci riguardano, che riguardano la Lombardia Expo. Ci sono delle inadempienze del governo, cose che doveva fare mesi fa e che non ha fatto. Secondo la cassa integrazione in deroga manca 1 miliardo, se non arrivano migliaia di lavoratori lombardi saranno licenziati. Terzo, patto di stabilità, anzi di stupidità, ho chiesto di regionalizzarlo così come prevede la legge. C'è una legge che lo prevede che non è attuata. Sarebbe utile per la spending review, perché le regioni sarebbero responsabilizzate nella gestione del rapporto con i comuni. Su questi 3 punti attendo risposte in tempi molto rapidi. Ma rispetto al patto di stabilità interno mi sembra che comunque ci sia stato un passo in avanti da parte dell'esecutivo. No, oggi no, nessun passo in avanti. Io ho segnalato la necessità di cancellarlo. La Lombardia è una regione virtuosa anche da questo punto di vista. I comuni lombardi hanno risparmiato 8 miliardi e mezzo che potrebbero utilizzare per far ripartire l'economia, che purtroppo non possono spendere per colpa del patto di stabilità. Un tema che Renzi conosce bene, avendo lui definito questo patto di stupidità. Quindi gli ho sollecitato a fare una cosa che lui ha annunciato di voler fare rapidamente, ma oggi nessuna risposta. Porterà il tema in Europa oggi? No, il patto di stabilità interno è una questione tutta interna. Sì, però ci diceva che lo svincolo anche dei fondi strutturali rispetto al patto di stabilità è un tema che sarà portato in Europa. Certo, ma sarebbe molto semplice, può farlo il governo, modificare il rapporto tra centro e periferia. I comuni virtuosi, quelli che risparmiano, devono poter spendere i soldi che hanno risparmiato, cosa che oggi non è possibile fare. Questo lo può fare il governo senza bisogno. Certo, il governo dovrebbe tagliare da altre parti, ma qui nel documento che gli ho presentato gli ho fatto vedere come si può tagliare, quanto poco spende la regione rispetto ad altre regioni, lì bisogna intervenire. Senta, sul superamento invece del Senato la vostra valutazione qual è? Abbiamo espresso una posizione unitaria, tutte le regioni e anche i comuni. È una cosa di cui il governo non può tener conto, perché c'è il mondo delle autonomie che è unito. Ci sono alcune criticità, alcune cose che non vanno, per esempio il fatto che ci siano 21 senatori a vita nel Senato nominati dal Presidente della Repubblica nel Senato delle Regioni non c'entra niente, e su questi punti il confronto è aperto, ma su questi non abbiamo avuto nessuna risposta precisa. Abbiamo avviato oggi il confronto. Che vi siete fatti sui tempi? Ultima domanda. Molto rapidi, già la prossima settimana ci ritroveremo come regioni per chiudere il confronto col governo. Spero che ci dirà dei sì, le nostre proposte sono ragionevoli, però i tempi sono rapidi, questo è il dato positivo di oggi. Grazie. Ma i tempi sono rapidi, speriamo che Renzi ci abbia capito qualcosa. Io sono preoccupato. Secondo me Renzi è il tipico che tu gli dai le cose, gli spieghi, lui ti guarda con la faccia attenta, intanto pensa a tutt'altro e poi va bene, arrivederci.
Faremo tutto, grazie. Sì, faremo tutto, ci vediamo tra una settimana, arrivederci. Prossimo, numero 75. Avanti prossimo. Sì, chi è? L'Umbria, prego. Renzi per me pensa di essere ai pacchi, sai la trasmissione? Sì, Quella, sì. apri, Lombardia. Non lo so, comunque Maroni secondo me aveva messo in conto di avere a che fare con uno che non è certo lì a dargli retta, e quindi come si faceva a scuola si è portato l'amico. Ah sì? Sì, Quindi sai, dici, ti porti si è l'amico così portato almeno. l'altro Gov, Ah. il Luca Zaia. Adesso Buongiorno Presidente, allora questo incontro quali sono i punti di accordo che avete trovato rispetto sia alle riforme costituzionali, ma poi appunto anche il patto di stabilità, che mi pare di capire che è stato al centro dei colloqui? Ma direi che per il momento è un lavoro in progress, nel senso che non c'è alcun accordo, ovvero che bisognerà ancora valutare le proposte del governo. Da parte nostra il sostegno del Senato delle Regioni, la Camera delle Autonomie, chiamatelo come volete, ovvero la possibilità di avere questo contraltare che rappresenti poi il territorio, il federalismo reale, concreto. Da parte mia ovviamente ancora spingere su quello che è la vera spending review, l'applicazione dei costi standard che libererebbero circa 30 miliardi di euro all'anno che oggi sono dedicati a sprechi reali. Sul patto di stabilità avete avuto un impegno da parte del Presidente del Consiglio, porterà il tema in Europa? No, abbiamo parlato della necessità di essere fuori dal patto di stabilità per l'edilizia scolastica, per altre partite, io ci aggiungo anche il dissesto idrogeologico, la virtuosità di regioni come la mia, come il Veneto, che ha saputo investire tutte le risorse per il dissesto. Resta comunque l'emergenza di un patto di stabilità che è un'equa divisione del malessere, che quindi va a premiare gli spreconi, chi non ha i bilanci in regola, e chi come da noi con 581 comuni dei quali nessuno è in dissesto abbiamo i soldi bloccati. La prima cosa che avete chiesto al Presidente del Consiglio qual è il primo impegno che chiedete al governo? Beh, da parte nostra di fare veloci perché è nostro interesse che siano premiati i virtuosi. Siamo in un paese nel quale Abele viene punito e Caino premiato. La partita di Electrolux è chiara, noi contiamo alla volta dei primi di aprile di avere il tavolo con al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi con il Ministro Guidi. Spero che si possa nel frattempo avere un piano industriale degno di questo nome, quindi raffinato e adeguato ai 4 siti. I 4 governatori sono assolutamente compatti, quindi Lombardia, Friuli Venezia Giulia, il sottoscritto per il Veneto ed Emilia Romagna, e sono fiducioso, spero che si chiuda velocemente, anche perché Electrolux farà scuola alla grande per i contenziosi collettivi. Ma guardate, il tema dell'indipendenza del Veneto è bene chiarirlo, c'è un livello politico delle associazioni, dei movimenti indipendentisti, e in questo momento chi sta raccogliendo le firme per via digitale è un'associazione, un partito, definiranno loro la loro veste giuridica, che non c'entra nulla con l'istituzione Regione del Veneto. Da parte nostra come istituzione dico che abbiamo un disegno di legge depositato da mesi in Consiglio regionale, e se troverà la maggioranza dei consiglieri comunque si avvierà un percorso che è esattamente simile a quello della Catalogna. Quindi il tema del dibattito Barcellona-Madrid sarà un tema del dibattito Venezia, ovviamente Roma. Quindi non come si dice oggi Veneto-Crimea, perché oggi era questo il ragionamento che si faceva rispetto a quest'altro tipo di indipendenza di cui parlava prima. Ma la Crimea, la suggestione è l'evento comunicativo del momento rispetto all'indipendenza. Io penso che ci siano dei varchi di legge giuridici sui quali si possa assolutamente investire. È altrettanto vero che a livello internazionale il diritto internazionale riconosce l'autodeterminazione. Penso che questi temi debbano essere affrontati con serenità e con obiettività. Dopodiché ben vengano le raccolte di firme. Da noi in Veneto è la 4ª raccolta che si fa, una fra l'altro ad opera della Lega a inizio mese, adesso plebiscito per via digitale, e altre ancora, e sono la dimostrazione del sentimento che c'è da noi. Siamo stanchi di pagare per gli altri. Grazie, buon lavoro. Grazie. Intanto la raccolta di firme digitale su plebiscito.eu, che è una votazione a tutti gli effetti, si vota un quesito se il Veneto deve o meno diventare una nazione indipendente, è arrivata a 1.300.000 votanti, tutti i votanti certificati, l'abbiamo detto tantissime volte. C'è una procedura per cui bisogna iscriversi, si riceve un codice, ci sono dei controlli da quel punto di vista, per cui non si può fare più volte dallo stesso computer e anche dalla stessa persona. Insomma, c'è una cosa che gli esperti di informatica
Garantiscono certificano esatto, che ha un senso, e ha un senso il numero 1.300.000. Beh, ha più che un senso, diciamo. Ora, nel palinsesto di ieri vi è stata fatta sentire la conferenza stampa con la stampa internazionale di Luca Zaia. Oggi sul Corriere c'è un divertente articolo, nel senso che veramente l'articolo di un giornalista parte di una stampa presa tutta in contropiede, di Alessandro Baschieri sul Corriere, in cui dice: ah, ma guarda che gonzi questi giornalisti internazionali che vengono pensando che sia una cosa seria. Questo sarà il tipico che si accorgerà che che il mondo sta cambiando quando ormai ci sarà la Maina Bandiera, allora dirà: allora forse è cambiato nel forse frattempo. sta succedendo qualcosa. Il sossegugio del Corriere della Sera, che però fa un dietro le quinte, ripeto, per alcuni versi stucchevole, per altri versi interessante, soprattutto quando racconta di Eusebio Val dell'Avanguardia di Barcellona, che appunto pone la questione negli stessi termini. Dice: tra la Catalogna e il Veneto ci sono gli stessi problemi giuridici che abbiamo noi con il referendum pronto e Madrid che lo vieta. In Catalogna c'è un piano B, cioè sciogliere il Parlamento catalano e andare a elezioni con blocchi contrapposti, indipendentisti e contrari. Paradossalmente questa è la stessa posizione del PD Veneto, che in tutta questa, che è un sommovimento epocale, perché se attira tutta questa stampa peraltro qualcosa sta succedendo, il PD Veneto fa questo calcolo di bieca politichette e dice: allora presentatevi alle elezioni indipendentisti contro unitari, pensando così di spaccare l'asse con il centrodestra che c'è in Veneto. Questa è la lungimiranza, capito, politica del PD in Veneto. E quindi può essere una strada che può percorrere anche il Veneto, quella di sciogliere il Consiglio regionale e andare alle elezioni, gli indipendentisti da una parte e i nazionalisti dall'altra. Vedremo se questa sarà la strada. Anche i belgi comunque erano presenti alla conferenza stampa chiedendo quale tipo di indipendenza cerca Zaia, e Zaia ha risposto, l'avrete sentita, un'indipendenza totale, giustamente, fuori da ogni... Anche i brasiliani c'erano, che erano interessati, pensa, a chiedere se si parlerà il dialetto a scuola. I brasiliani hanno chiesto quello. Sì, ma doveva rispondere che già in Veneto si parla a scuola, non proprio la maestra lo insegna, però tra ragazzini si parla, insomma. Ed è una delle forze appunto del Veneto essere riuscito a mantenere la sua lingua. I norvegesi chiedevano invece se anche la sinistra potrà essere della partita. E Zaia cosa ha risposto? Zaia ha detto sì, ma arriveranno per ultimo come al solito. Ma arrivano comunque. Arrivano, alla lunga anche la sinistra ci arriva. E comunque Zaia ha avuto proprio parole di fuoco, perché il referendum consultivo di questi giorni io l'ho votato, ho votato sì, i sondaggi ne girano tanti e sono sicuro che più del 50% dei veneti è per l'indipendenza del Veneto. Molto interessante anche la dichiarazione che ha fatto Gianluca Busato, che è il portavoce proprio di plebiscito.eu. La prima è una rassicurazione sull'integrità di questa organizzazione. Dice: benvengano le dichiarazioni dei leghisti, ci aiutano a fare un appello al voto, che noi facciamo nostro, di arrivare almeno a 2 milioni di veneti. Quindi tutti veneti che siete all'ascolto, c'è tempo ancora solo fino a oggi, perché domani ci sarà lo spoglio, per andare a votare su plebiscito.eu. Chiunque ci aiuta a fare questo miracolo è dei nostri. Poi noi cavalchiamo un cavallo che sa disarcionare chi non lo rispetta, hanno detto giustamente, quindi nel senso, certo, se c'è qualche forza politica che fa dell'opportunismo sull'indipendentismo, e lasciamo ai ascoltatori capire quale potrebbe essere, giustamente Busato promette di disarcionarli. Questa campagna ha riportato, diciamo, entusiasmo anche in Franco Rocchetta, è un vecchissimo esponente della Liga Veneta, vecchissimo non anagraficamente, ma dal punto di vista tra i fondatori, esatto, no? Fierissimo sostenitore della continuità addirittura della Repubblica di Venezia, uno di quelli che sostiene che giuridicamente esiste ancora, e ne avevamo parlato anche con l'avvocato Renzo Fogliata. Più tardi ci ricollegheremo con lui proprio per fare un ultimo appello al voto per il Veneto. Quello che ha detto Franco Rocchetta è molto interessante, perché dice che quello che sta succedendo, che ne dica il Corriere, è rivoluzionario, è qualcosa di rivoluzionario, è un'autentica, pacifica rivoluzione morale. Vedo un corpo sovrano che si manifesta e fa sentire la sua voce. È la prova della continuità di una storia millenaria. Poi ricorda di aver rilasciato un'intervista anche a una televisione russa parlando una lingua straniera che conosce discretamente bene, che è l'italiano, e finisce con questa bella immagine
della Repubblica di Venezia come un sottomarino che in alcune epoche si inabissa, ma anche se non lo vedi non è che non esiste più, si è semplicemente inabissato, e dopodiché può riemergere al momento opportuno. A noi piacerebbe concludere questa frase con una canzone che sarebbe stata appunto, ma avremmo dovuto avere la necessaria collaborazione dall'altra parte del vetro, ma adesso la possiamo fare anche se non è la stessa cosa. Quale è dedicata a tutti quei che come mi ama il Veneto. Mio sogra, meglio le giomma che ma Gaspar Bise bon qua nel Veneto. Mi lavoro, pago e tasse, vago via la testa alta, odio tutti quel governo, sento un po' il perché. Perché son veneto anche a me, la meglio razza da venuta. Siamo veneti, non piangeremo mai, ma se io temo tutti un po' fragoi. Viva il Veneto, Veneto fai, cin, cin. Fai il Veneti fai, cin, cin. Poi sogniamo. Per lanciare l'ultimo appello per questa manifestazione. Intanto possiamo già dirvi che domani sarà nostro ospite Gilberto Oneto per parlare di indipendentismo e soprattutto per sturare le orecchie agli ultimi che forse ne avranno bisogno per capire che questo Stato, questa nazione nota alle cronache come Italia, dico quello che si dice quando si parla sai dei latitanti, nota alle cronache con l'alias di Italia ha ormai giorni contati, è un latitante braccato. Chissà che la riscossa non parta proprio dal Veneto, secondo me sì, perché sono quelli che hanno più, dai, no, i veneti, più avanti. Sì, i veneti da questo punto di vista, perché noi lombardi siamo troppo razionali. Ma sì, poi loro hanno mantenuto certe caratteristiche nel tempo che magari noi invece tipo lo spritz, perso, tipo lo spritz, lo spritz farà la rivoluzione, sì, spritz. Secondo me è lo spritz che fa la rivoluzione, fa la differenza. E quindi loro sono comunque sempre un passo avanti a noi, quindi se
potranno diventare veramente gli apripista per le altre Ma regioni. tu, adesso andiamo al nodo. Se il Veneto fa l'indipendenza, Mi trasferisco. ti trasferisci? Sì, volentieri. E sai che lì ti trattano però come un'immigrata? Beh, ma io mi adatto perché riesco a riprodurre molto bene i dialetti, gli accenti. Hai capito? Il Veneto Ti spacceresti per sì, veneta. farei un corso intensivo Ce l'hai con un'anziana. La R, sì, volentieri. Ecco, ce l'hai, sei già pronta. Ho fatto lingue io, sono... Risentiamo la R veneta. R? Ecco, amici a casa, state attenti, perché se fate l'indipendenza sarà pieno di lombardi che verranno e si spacceranno per veneti con la R. Con la R. Io non ci provo, tanto mi riconoscete subito. È già buono se non mi prendete per un per un marocchino, un tunisino, così è un po'. Io non ci... Anzi, io rimarrò nell'Italia, hai capito? In quale parte? Io vi farò la morale. Da qua. Tu sarai fermo, ci guarderai. Bella roba che fate l'indipendenza. Tu invece resistente fino integro, devi restare qui per combattere. Qui, esatto, come potremmo vivere senza uno Stato così schifoso di cui parlare male, capito? Quindi sei un po' masochista. Sì. Abbiamo tu tra l'altro abiti a 2 chilometri dalla Svizzera, eppure sei ancora a Varese. Esatto, però nel senso, cosa vuoi farci? Cioè, sei affezionato alla causa. Questo schifo qua proprio ormai. Anche perché se ce ne andiamo tutti, poi qua cosa fanno? Cioè, ci siamo noi che portiamo avanti le battaglie. Dove puoi sentirti tutti i giorni offeso, preso in giro dal governo, bistrattato, sfruttato? Dove hai un futuro che ti mangiano tutti i giorni sopra la testa e devi anche dire grazie? Dove se non in Italia? Solo da noi. Scusa, io non capisco questa perplessità di questo volersene andare da questo paese meraviglioso. Sai che mi viene quasi voglia di sentire, non lo so, un Benigni per 50 minuti che dice che bella l'Italia, che bella di qua, che bella di là. Tu non hai questa voglia? No, sinceramente no, mi basta l'esperienza quotidiana per dire che bello è. È bella, è sicuramente caratterizzante. Bello magari non lo direi. Certo, ho la fortuna di essere una mosca bianca. Siamo delle mosche bianche rispetto agli altri paesi. Sì, beh, non tutti, però, cioè, per la maggior parte dei paesi più importanti siamo una mosca bianca. Sì, infatti ci guardano con quell'interesse di quelli che vedono un esperimento strano. Dicono, va bene, l'Italia è quella roba lì, questi cosa ci fanno lì? E quindi è un po' quello, secondo me, il leitmotiv degli osservatori internazionali, chissà anche di quelli che ci hanno partecipato alla conferenza stampa di Luca Zaia. Intanto, mentre cerchiamo di collegarci, forse ce l'abbiamo fatta, perché vedo il regista che fa ok, allora noi sai cosa ci facciamo? Un po' di Louis Armstrong, che non fa mai per male. la gioia di chi di voi sta guidando, solo se ci promettete che mentre lo sentite e state guidando fate andare le spalline. Esatto, fate andare le spalline mentre sentite la musica, no? Cioè sapete come dovete fare. Adesso vi diamo un piccolo tutorial. Voi siete alla guida. Per chi ci guarda in Hangout ha una visione bellissima. Adesso dovete fare andare un po' il collo e adesso la spallina.
Louis Armstrong, però penso che abbiate guidato bene facendo spalla a spalla, collo collo. Avete fatto anche un po' di stretching, che non fa mai male. Anche chi ha fatto le pulizie, secondo me, Sì, dai, se le ma chi ha fatto le pulizie proprio ha fatto dei balletti, sì, stava pirolette, anche facendo... plie. Cos'è il plie? Il plie è una mossa di danza classica. Guarda che se tu vai a fare... Non posso imitarla perché, a parte che c'è la gente in hangout che ci sta guardando e è meglio che evito, però comunque è una mossa di Sì, ma se tu vuoi andare in Veneto, capito? Veneto indipendente, fare la rifugiata, spacciarti per Veneta, dici plie ti beccano subito. Perché non sono local, che sei lombarda. Che sono alloctona e non autoctona. E ti buttano, avranno una catapulta per rispedirci al di là del Garda. Ma io nel mentre avrò assimilato e assorbito talmente tanti termini dialettali che mi confonderò benissimo. Siamo convinti. Sono super, guarda, mi dispiace che non c'è qua un veneto che non mi dice una frase in dialetto che io gli ripeterai tempo zero in maniera perfetta. Stai sfidando i nostri ascoltatori a fare questo gioco? Sì, se volete telefonare e dire una frase in veneto, semplice magari, non lunghissima, io ve la ripeto perfettamente. Attenzione, è una grande sfida. Allo 0266 20 35 29 apriamo le telefonate ai soli veneti e Martina Emisfero, signore e signori, voi direte una frase in veneto e lei la ripeterà perfettamente dopo averla udita una sola volta. Esatto. Abbiamo subito qualcuno? Subito già pronto? Pronto? Pronto, sono Mirko dalla provincia di Padova, se vuoi ti parlo in veneto. Allora Mirko, tu devi dire una frase in veneto e Martina la ripete immediatamente dopo, giustissima come l'hai detta tu. Breve magari la frase, non troppo lunga. E ora che vi sbagliate a dare notizia del termine del voto. E ora che vi sbagliate a dare la notizia del termine del voto. Dare, no dar. Dare. Ecco, perché abbiamo dato sbagliata? Perché il voto si fa fino a domani sera alle ore 18. Io ho capito che domani c'era lo spoglio. Lo fanno perché dopo le 18, ma comunque lo stanno fino alle 18 facendo, si può votare. Perché essendo online fanno presto siccome tu hai detto correttamente che è una cosa molto positiva e interessante e anche è fatta bene, sì, perché se uno entra e dice che vuole rivotare, gli dicono che ha già votato. E oltretutto si sa in tempo reale anche quante persone hanno votato. Comunque ha già votato 1,5 milioni quasi. 1,5 milioni, bene, arriviamo a 2 milioni. Allora io prendo per buona e ti ringrazio per questa precisazione, ma questo non vi faccia impigrire, perché io li conosco, i miei polli dicono si può votare fino a domani alle 6, allora oggi non lo faccio. No, in realtà l'ultimo ora è adesso. Non dovete, in questo caso la pigrizia non salva il mondo, anzi lo condanna. Quindi amici veneti da casa, avete oggi pomeriggio per votare, perché domani sarà comunque troppo tardi se lo potete fare oggi. Quindi forza, votate, e a fare questo appello molto meglio di me penserà finalmente in linea con noi l'avvocato Lorenzo Fogliata, che già ci aveva fatto compagnia proprio sull'inizio della campagna per l'indipendenza del Veneto e che oggi torna a farci compagnia per un ultimo appello per il referendum. Ciao Lorenzo! Ciao, buonasera. Allora, prima di tutto iniziamo a commentare questi dati, perché stiamo parlando di 1,5 milioni di persone che hanno già votato online. Per il solo fatto poi di votare online è presumibile peraltro che ci siano delle categorie di persone che sono state escluse gioco forza da questo ragionamento, perché anagraficamente magari non hanno tanta dimestichezza col computer, quindi 1,5 milioni diventa un numero ancora più grosso. Sì, questo è assolutamente vero, si rivolge a una fascia di popolazione naturalmente che sia in grado di gestire, anche se in forma minimale ed elementare, questo tipo di strumenti, quindi una fascia diciamo più evoluta non sul piano culturale ma sul piano quantomeno dell'alfabetizzazione informatica, si conferma. Ecco, però 1,5 milioni sono tanti. Sono tantissimi, noi contiamo sul fatto appunto che non vi siano errori di sorta ed è veramente, se poi verificheremo che, ripeto, che non vi sono defiance, che il numero è reale, fosse anche, 1 milione, fossero anche 800.000, è un numero enorme se pensiamo che si tratta di una forma di espansione, di un fenomeno che consideravamo minoritario, insomma, noi stessi che lo propugnavamo. Questa è la realtà.
E Lorenzo, ti faccio io una domanda, visto che 1,5 milioni non sono pochi voti, cioè quale sarà poi il modo in cui questo serbatoio decisionale, cioè questa intenzione diciamo verrà utilizzata dalla parte politica, ma non solo, cioè in generale proprio dal Veneto stesso, cioè come verranno utilizzati secondo te? È una domanda dal mio punto di vista, che non faccio parte del comitato, diciamo, sono da sempre un propugnatore ma non sono un organizzatore come sempre di questo, chiamiamolo referendum, di questo sondaggio così importante, difficilissima, nel senso che le strade sono tante. Ho sentito che Busato, per carità, fa benissimo, dice addirittura nel caso in cui arrivasse alla soglia, che anche psicologicamente è devastante per l'Italia dei 2 milioni, pensa di poter dichiarare unilateralmente l'indipendenza del Veneto. Ecco, politicamente è un atto che lui fa bene a compiere nell'eventualità che si raggiunga questa soglia, perché diciamo che è legittimato, anche se non dalle leggi, io faccio l'avvocato per cui normalmente rispetto le leggi, ma è legittimato da una mozione di tipo politico, insomma, da una vicenda politica che ormai è insopprimibile. Sul piano giuridico è chiaro che, come dice anche Zaia, il governatore, l'iter poi è molto più lungo e molto più difficile, considerando che l'Italia non ha alcuna intenzione di mollare questa vacca grassa da nessun punto di vista. Oggi c'è un articolo sul Gazzettino di un tale professor Marella, che viene definito veneziano, professore di Ca' Foscari, il quale dà una sua personalissima interpretazione, che però fa cadere dall'alto come fosse una verità assoluta, sul principio di autodeterminazione dei popoli, dicendo in sostanza che non ci spetta, perché uno, non siamo popolo oppresso, mentre secondo lui è applicabile solo ai cosiddetti popoli oppressi, e comunque lui ritiene che non vi sia alcuna oppressione. Due, e questo è interessante, forse non siamo neanche un popolo. Ecco, se pensiamo a questa posizione, che viene addirittura dall'Università di Venezia, non dalla Sapienza, insomma, di Roma, questo fa capire quale futuro ci aspetta. Beh, però guarderei il lato positivo, perché quando lo Stato è costretto a utilizzare addirittura i professori universitari della stessa università per far passare un messaggio, è un atto di profondissima debolezza. Quando lo Stato arriva a dire queste cose, in realtà c'è una parte che ammette che è gigantesca, perché se la tesi è quella che mi hai detto tu, lui sostanzialmente dice non è un popolo oppresso, però di fatto lui riconosce che esiste un problema veneto, non possono più girarsi dall'altra parte. Addirittura dice probabilmente non è nemmeno un popolo, quindi siamo addirittura alla negazione dell'esistenza di un fatto identitario prima che commerciale e politico, di un fatto identitario, insomma. Un fatto identitario e storico, anche, come abbiamo già, ti ricordi, sviscerato nella trasmissione che avevamo fatto. Comunque quella visione, ti ricordi, che avevamo fatto dal futuro, del come il Veneto arrivava all'indipendenza, beh, attenzione, perché si sta in qualche modo mettendo in moto il meccanismo, e speriamo davvero di averci azzeccato e che quella pezzetto di radiofonia diventi una curiosità nel Museo dell'Indipendenza Veneta, che sarà inaugurato nel 2020-2015. Esatto, a Venezia. Guardate, pensate un po', io sono 51 anni, da quando ne avevo 15, che leggendo libri di storia, cose grandiose che invece a scuola non mi erano assolutamente insegnate, erano nascoste, ho cominciato a vagheggiare questa cosa, e non solo allora, fino a 10 anni fa, insomma, la reazione era, come dico io scherzosamente, o chiamare la Digos o chiamare la Croce Verde per portarti all'ospedale psichiatrico giudiziario. Adesso questo concetto è già un miracolo, questo è stato sdoganato e pare ora che sia addirittura esploso. Certamente quello che è certo, l'unica cosa che do per certa non sono i tempi, ma è che la storia europea va in questa direzione, non c'è niente da fare. Chi si oppone è solo un retrogrado, è gente che non ha capito nulla, che probabilmente non studiando storia, studiandola male o studiandola con lenti ideologiche, non ha capito nulla, non riesce a guardare al futuro. Il futuro è in questa direzione. Lo Stato nazionale è morto e sepolto, non solo l'Italia, ha concluso la propria funzione, che, come dicevamo la volta scorsa, era di carattere esclusivamente fiscale e militare. Adesso tornano i popoli, è questione di tempo, non è questione di se, è questione di quando. Ecco, riguardo al quando, io mi sento da ignorantone, e quale dico sempre di essere, però mi sento di avvertire un solo pericolo a questo punto. A questo punto il mondo si è accorto del Veneto, lo Stato si è accorto, lo Stato italiano, di avere un problema,
e la prima cosa che tenterà di fare lo Stato è dividere il fronte indipendentista. Bisogna forse riuscire a prevenire questo pericolo formando una sorta di comitato di liberazione nazionale di tutte quelle forze che vogliono l'indipendenza e che non devono rinunciare a niente della loro identità storica. Non dico di fare un calderone unico o di convergere tutte su una o sull'altra, però ci vuole un coordinamento, perché altrimenti appena si abbassano i riflettori lo Stato a questo punto ha visto che ha un problema reale e farà di tutto per disarticolarlo. Sono assolutamente d'accordo con lei. Uno dei problemi principali della tesi indipendentista veneta di questi ultimi anni è stato l'altissimo tasso di litigiosità e di frammentazione all'interno di movimenti che già da soli erano di piccole dimensioni. Credo che debbano per forza, non ci sono altre strade, capire, diciamo, non li chiamo i dirigenti, diciamo i fautori di queste iniziative, quindi quelli che più sono esposti nella rappresentanza dell'istanza indipendentista, devono assolutamente capire che è necessario fare un passo indietro per tutti i personalismi e fare un'alleanza. Del resto, guardi, io so che parlo ai lombardi e quindi... Ma lombardi siamo noi, ma gli ascoltatori no, quindi... Lombardi siamo noi due. Avete Bergamo e Brescia che sono nostre, ma questo, e forse anche Crema. Ma vedi, te l'ho detto che poi finisce male questa cosa dell'indipendenza. Vogliono già già incominciano a... Guardi, da Varesino glieli diamo, non abbiamo problemi a darvi Bergamo e Brescia, anche i bergamaschi bresciani corrono da voi, non facciamo niente per... Sì, mi sa che perdete i pezzi, sono assolutamente d'accordo. Corrono loro. No, scherzi a parte, volevo solo dire che quello che veniva aborrito nella Repubblica Veneta era il culto della personalità, non si potevano erigere statue di senatori, di comandanti, di dogi, era assolutamente prevalente il concetto proprio di interesse pubblico dello Stato. E questa è una lezione che bisogna subito, immediatamente mettere a partito, perché se non la capiscono, parlo ovviamente in terza persona plurale perché parlo dei soggetti che in questo momento hanno le redini della situazione, allora si rischiano di gettare alle ortiche un grande risultato. Sì. Sì, è una grande occasione storica. Ora ti faccio un'ultima domanda, sempre un po' per gioco, come abbiamo fatto l'altra volta. Un Veneto indipendente, con gli ascoltatori avevo fatto un filo diretto, poi dove avevamo scritto la Costituzione del Veneto con gli ascoltatori che proponevano in modo più o meno serio, più o meno provocatorio alcuni articoli. A te potrei chiedere il preambolo della Costituzione del Veneto. Guarda, è un po' difficile da immaginare perché, fra l'altro, io appartengo a una corrente che non crede più alle costituzioni scritte, non crede più nemmeno alla codificazione, che sono stati i pilastri, diciamo, della legislazione dell'Europa continentale dopo la rivoluzione francese, successivamente alla rivoluzione francese. Io guardo il modello inglese, come era del resto la Repubblica Veneta, che non ha né una costituzione rigida, anzi non ce l'ha proprio. La vicenda della contrattazione con la Scozia, della possibilità di indire un referendum, la dice lunga, mentre queste finte democrazie dell'Europa occidentale, la Spagna e l'Italia, oppongono alla libertà dei cittadini degli articoli delle Costituzioni che non fanno altro che impedire l'esercizio di libertà fondamentali. Quindi sono Costituzioni che dicono di garantire libertà e invece opprimono libertà fondamentali. Quindi io sarei di quelli, e io ti deludo in questo, che proporrebbe di non scrivere alcuna Costituzione, ma al massimo una magna carta relativa proprio ai diritti di libertà personale, quindi nei confronti dell'arresto, della detenzione, della libertà personale dell'individuo e poco altro. Beh, però una non farei Costituzione grandi orale, enunciazioni retoriche, questo no. Ecco, beh, sarebbe già una roba rivoluzionaria. Molto rivoluzionaria. Assolutamente, ci hai piacevolmente spiazzato da questo punto di vista. Allora, e voi avete spiazzato me prima con la domanda, esatto. Allora, mentre i palati a questo punto anche degli amici bergamaschi e bresciani iniziano a essere solleticati da questa indipendenza, noi varesotti andremo con la Svizzera. Piemontesi, noi milanesi resteremo dove siamo. Ma no, venite anche voi con la Svizzera. I piemontesi se ne faranno una ragione, d'altronde questo pasticcio chiamato Italia l'hanno fatto loro, quindi si staccheranno per ultimi, giustamente. Il karma deve riequilibrarsi su di loro. Sì. Comunque, scherzi a parte, c'è tempo fino a domani alle 6 per votare, però mi raccomando, votate subito, non aspettate domani alle 5:30, perché poi ci sarà anche lo spoglio e quindi sarà difficile fare in modo di avere un conteggio reale se vi attardate all'ultimo minuto. Chiunque abbia a cuore questa questione e sia cittadino veneto, voti su plebiscito.eu.
siamo arrivati a 1,5 milioni, probabilmente il traguardo di 2 milioni diventa possibile. È fattibile. È un momento per rompere gli indugi proprio nel nome di San Marco, assolutamente sì. Allora, rompiamo gli indugi nel nome di San Marco. Lorenzo, noi ti ringraziamo, poi un giorno magari o ti ospitiamo noi nei nostri studi a Milano oppure facciamo una bella puntata in diretta da Venezia, che secondo me ci guadagniamo. Assolutamente, poi magari veniamo a trovarti, così io inizio a praticare e a imparare un po' questo Sì, perché- dialetto veneto che vorrei apprendere nel più breve tempo possibile nell'ottica di indipendenza. La lingua. Sì, esatto, già, la lingua vedi che veneta, avrai la vita lingua durissima, veneta, perché la lingua vedi, veneta. allora se voi doveste fare l'indipendenza avrete tutta la mia simpatia, ma io me ne rimango nella mia insubria Sud Ticino. Lui non vuole spostarsi, Perché è Lorenzo. casa invece, mia. invece io verrei Mentre- volentieri, insomma. Esatto, lei viene di là e ha anche preparato, fai sentire la R finta. No, vabbè, ma la R è così. Ecco, sta anche La R, camuffando la la R, R, capito? Di origine albanese, sì, è Ecco, vero. vedi. Anch'io sono di Canareggio. Guarda, secondo me ti conviene rimanere in Lombardia e fare l'indipendenza qui. Va Col bene. mio milanese che so bene. Esatto, perché ti beccano subito, Martina. Lorenzo, ti ringraziamo come al solito, profondo e simpatico, come piaci a noi. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie, Ciao. ciao. Bene, noi siamo... Hai visto l'avvocato? Hai visto Eh? l'avvocato? Che bravo. Hai visto? Chi è che propone ce l'ha anche un la magna avvocato charta. così? La magna charta. Ma ti beccano. Ma perché? È carta. Carta? Con il Carta. CH. Carta. Charta. Magna Dico charter, charta. io direi. Vabbè, non lo so, oggi continua a correggermi Pinti, io non basta. Male! Non lo so. Mine! Mi corregge sempre, non posso dire niente. Mamma. Ma non è vero, tu non fare la Un giorno vittima. facciamo uno sfidone in spagnolo, vediamo. E io spagnolo mi piace ascoltarlo. quindi, Allora esatto. facciamo una trasmissione in cui io parlo in spagnolo, tanto si capisce, Sì. e tu rispondi in dialetto varesotto. Sì, Va bene? va bene. Così Bonito. un po' alternativo, bonito. Va bene, noi vi salutiamo domani, l'appuntamento con l'ospitone che sarà niente po' di meno che Gilberto Oneto, quindi attenzione, domani puntata scoppiettosa e niente. E diamo l'appuntamento a tutti i giovani invece a Chiesa Valmalecco domenica. Brava, andate a sciare, Andate giovani. a sciare domenica a Chiesa A meno Valmalecco. che non siate pigri. No, non sono pigri i giovani padani. Vedremo. No, non lo sono. La pigrizia